Giardini terapeutici per curare pazienti affetti da demenza. Al centro residenziale Madre Teresa, a Rubano, vicino a Padova, sono ospitate più di 100 persone con disturbi neurocognitivi. Si è conclusa qui la sperimentazione del progetto Verbena, avviato dalla cooperativa sociale Giotto con l'Università di Padova, per garantire benessere psicofisico a questi malati, attraverso il contatto con un particolare tipo di giardini che rispondono a precisi criteri. Devono avere piante in grado di stimolare a livello multisensoriale, olfattivo, visivo e tattile. Devono essere disegnati per un utilizzo spontaneo e in sicurezza anche per persone con limitazioni motorie, persone che devono comunque essere accompagnate da personale competente e qualificato. Questo per poter esprimere il massimo potenziale terapeutico di questi giardini. Prova a farla strofinare in mano, senti, fa così, così, senti che profumo. Raccolgono i fiori, strofinano le piante aromatiche, le annusano, puliscono i vialetti. Tutto questo li calma e li tranquillizza moltissimo. Lo studio Verbena ha dimostrato a livello scientifico i benefici generati da un uso appropriato dei giardini. Abbiamo evidenziato che i pazienti che usano questi giardini tendono a ricordare più facilmente gli eventi del passato e a riconoscere più facilmente le persone. Tendono a socializzare molto di più, ma soprattutto ad essere meno depressi, meno ansiosi, meno agitati e meno aggressivi. Grazie a queste evidenze ci possiamo porre come obiettivo quello di ridurre l'uso dei farmaci solo quando strettamente necessari.